Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati i figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Cause dei Santi, festina di Pari Santa Lucia, beatificazione e canonizzazione del venerabile servo di Dio Antonio Franco, prelato ordinario di Santa Lucia. L'eccellenissimo e reverendissimo signor Don Calogero Lapiana, arcivescovo di Messina di Pari Santa Lucia, chiede a questa congregazione delle cause dei santi che le spoglie del venerabile servo di Dio Antonio Franco, prelato ordinario di Santa Lucia, conservate nella cappella dedicata a Santa Lucia, patrona della Basilica Concattedrale della predetta arcidiocesi di Messina, Lipari, Santa Lucia,
Vigilia possano essere sottoposte a ricognizione canonica e in occasione di questa essere trasferite sotto l'altare del Santissimo Crocifisso della citata Basilica Concattedrale. Questa congregazione, stando alle particolari assicurazioni esposte nel livello di supplica, acconsente benignamente, per grazia, a quanto richiesto, alla condizione però che prima della solenne beatificazione sia evitato per il venerabile servo di Dio qualunque segno di culto pubblico. Acconsente inoltre la congregazione che in occasione della ispezione canonica alcune piccole parti separate dal corpo del venerabile servo di Dio possano essere estratte e distribuite per soddisfare alla devozione dei fedeli. Osservata tuttavia la particolare istruzione di questa congregazione, nonostante qualunque disposizione in contrario. Dato a Roma dalla sede della detta congregazione il 14 dicembre dell'anno del Signore 2012. Angelo Cardinale Amato Prefetto, Marcello Bartolucci Arcivescovo Segretario. Il Reverendissimo Monsignor Cancelliere dà ora lettura del decreto arcivescovile con il quale Sua Eccellenza l'Arcivescovo designa e nomina gli incaricati per la ricognizione canonica. Al termine della lettura del decreto arcivescovile verrà data lettura del verbale di insegnamento del tribunale costituito da Sua Eccellenza e dunque del giuramento dei membri designati. Io, Monsignor Calogero Lasciana, Arcivescovo di Messina Lipari Santa Maria del Mela, Archimandrita del Santissimo Salvatore, in preparazione alla beatificazione del venerabile servo di Dio Monsignor Antonio Franco, prelato ordinario e abate della prelatura Nullius di Santa Maria del Mela, il cui corpo riposa nella chiesa concattedrale di Santa Lucia del Mela, vista l'istruzione Sanctorum Mater, dopo aver ricevuto il relativo rescritto e le istruzioni dalla congregazione delle cause dei santi, da me interpellata, volendo procedere all'atto solenne della ricognizione canonica delle spoglie mortali del venerabile servo di Dio, non potendo presenziare personalmente a causa delle mie molteplici occupazioni pastorali, delego il reverendo canonico Paolo Impalà, vicario foraneo del vicariato di Santa Lucia del Mela, a presiedere le fasi della ricognizione. Nomino il reverendo Francesco La Camera, direttore dell'ufficio amministrativo diocesano, promotore di giustizia. Il reverendo Giuseppe Turrisi, direttore dell'ufficio diocesano beni culturali, notaio attuario. Affido al dottor Dario Piombino Mascari, antropologo, specialista in mumiologia e conservazione di corpi santi, e al dottor James Crocker il mandato di mettere in atto le opportune procedure riguardanti la ricognizione, i trattamenti e la conservazione delle preziose spoglie mortali. La commissione così composta si insedierà con atto solenne nella celebrazione che avrà luogo giovedì 16 maggio
nella Basilica Concattedrale di Santa Lucia del Mela. Messina, 16 maggio 2013. Calogero Laziana, arcivescovo metropolita. Pietro Arifò, cancelliere arcivescovile. Insediamento della Commissione per la ricognizione del corpo del servo di Dio Monsignor Antonio Franco, prelato di Santa Lucia del Mela. Nel nome di Dio, Amen. Il 16 maggio 2013, alle ore 18, nella Basilica Concattedrale Santa Maria Assunta, in Santa Lucia del Mela, Monsignor Calogero Laziana, arcivescovo di Messina Lipari, Santa Lucia del Mela, con atto solenne insedia la commissione appositamente costituita per la ricognizione del corpo del servo di Dio Antonio Franco, prelato di Santa Lucia del Mela. La commissione risulta così composta: Reverendo Paolo Impalà, delegato dell'arcivescovo; Reverendo Francesco La Camera, promotore di giustizia; Reverendo Giuseppe Turrisi, notaio attuario. I suddetti reverendi, accettato l'incarico per il quale sono stati designati con relativo decreto, prestano giuramento davanti all'Assemblea dei fedeli e alla presenza dell'arcivescovo e di numerosi sacerdoti. Nel nome di Dio, Amen. Io, Paolo Impalà, delegato dell'arcivescovo e vicario orario del vicariato di Santa Lucia del Mela, giuro di compiere con fedeltà e diligenza il compito che mi compete nel seguire l'iter di ricognizione del corpo del servo di Dio Antonio Franco. Che Dio mi aiuti e mi assistano questi santi Vangeli. Giuro di compiere con fedeltà e diligenza il compito che mi compete nel seguire l'iter di ricognizione del corpo del servo di Dio Antonio Franco. Che Dio mi aiuti e mi assistano questi santi Vangeli. Attuario, giuro di compiere con fedeltà e diligenza il compito che mi compete nel seguire l'iter di ricognizione del corpo del servo di Dio Antonio Franco. Che Dio mi aiuti e mi assistano questi alle ore 17, regolarmente convocato con lettera d'invito del precorrente a firma di Monsignor Vicario Capitolare, si è riunito in questa cattedrale il Reverendissimo Capitolo nelle persone,
il canonico arcidiacono Calderonio, il canonico decano Gaetano Puleo, il canonico cantore Don Salvatore, il canonico segretario Cesare Melazzo, Monsignor canonico Emilio Matari, canonico Pietro Gigliato, canonico Giuseppe Calderone, canonico Fortunato Aragona, lombardo mansionario e Monsignor Giuseppe Bonino, al fine di assistere alla traslocazione del venerato corpo del servo di Dio Don Antonio Franco dalla cassa di legno nella quale era stato deposto il 22 ottobre 1721 alla presenza di Monsignor Francesco Barbara, allora abate della diocesi, e degli spettabili giurati di questa città in quel tempo, per venire collocato in una nuova cassa di metallo indorato ed argentato e di grandi vetri, fatta costruire appositamente con l'obolo dei fedeli. Su proposta del detto reverendissimo vicario capitolare, i sottoscritti, considerando che ogni giorno più va crescendo la devozione verso il venerabile servo di Dio, Monsignore Antonio Franco, sicché richiedevasi di continuo che venisse aperta la cassa per esporsi alla venerazione dei fedeli il Sacro Corpo, considerando che aprendosi la cassa spesse volte l'ardente zelo dei devoti li spingeva a baciarlo e a toccarlo, donde una certa profanazione, ritenendo che sebbene foderata di seta, l'antica cassa pur non cessava di mostrarsi all'esterno il legno poco decente e non corrispondente al decoro del sacro deposito ed alla eleganza moderna. Tenuto conto che da molto tempo erasi manifestato un gran desiderio nel pubblico che il Sacro Corpo venisse posto in un'urla di metallo indorato e argentate con grandi vetri, affinché potesse più facilmente osservarsi e venerarsi. Riconoscendosi la nuova cassa corrispondente al fine proposto, deliberano farsi la traslazione previe le contestazioni di rito e usandosi tutte le cautele ed i riguardi al luogo necessario. Tratta fuori dal luogo ove giaceva l'antica cassa ed apertasi alla presenza dei sottoscritti e di una folla di devoti fedeli, si è osservato che il corpo del servo di Dio, intatto e ispirante devozione, è adagiato sopra un piccolo materassino e cuscino di seta bianca ripieni di bombace. Indossa camicia di bianca tela finissima, sottana di color paonazzo, collare di seta rossa e collarino di seta bianca, sacro camice ricamato in oro, stola, manipolo e pianeta in seta e oro, zucchettino di seta nera in capo, guanto bianco alla mano e i piedi calzati da sandali di seta bianca. Dal collo pende sul petto da un laccio di seta verde d'oro la sua croce pettorale. Al dito tiene il suo anello prezioso, stesa sul corpo la sua mitra gemmata ed al fianco il suo pastorale di argento. Dopo 280
87 anni dalla morte, non si scorge alcun tarlo o guasto in tutti questi tessuti ed arredi sacri che vestono il suo corpo. Con somma riverenza e cautela si prende dai sottoscritti il materassino, si solleva leggermente e trae fuori con tutto il corpo, si adagia sopra un'asse rivestita di drappo rosso che costituisce il doppio fondo nobile della nuova casa. Si ferma su detta asse mediante 3 nastrini di seta bianca e 6 succetti di cera lacca rossa col timbro capitolare e devotamente si depone nella nuova casa che, rinchiusa, viene collocata allo stesso posto nella stessa cripta nel suo mausoleo, ove si può ammirare con maggior decoro, riverenza e devozione. Di quanto sopra sia redatto il presente verbale, a conferma si sottoscrive. Visto per l'autenticità delle firme, segretario Gaspare Melazzo, cancelliere prelatizio. Della prenatura Nullius di Santa Lucia del Mela.
O Dio, vita dei tuoi fedeli, gloria degli umili, beatitudine dei giusti, ascolta la preghiera del tuo popolo e sazia con l'abbondanza dei tuoi doni la sete di coloro che sperano nelle tue promesse. Per Cristo nostro Signore. Adesso daremo avvio al corteo processionale. Ci organizzeremo nel seguente. Dai Franco, ti fatti li facciamo. Fermi.
Sant'Andrea, prega per noi. Santi Giovanni e Giacomo, Prega per noi. San Tommaso, San Policarpo, San Lorenzo, San Cipriano, Santa Lucia, Sante Perpetue Felicità, Santa Agnese, Santi Martiri di Cristo, Santi Leone e Gregorio, Sant'Ambrogio, San Girolamo, Sant'Agostino, Sant'Atanasio, Santi Basilio e Gregorio, San Giovanni Crisostomo, Santi Cirillo e Metodio, San Carlo Borromeo, Sant'Antonio, San Benedetto, San Bernardo, San Francesco, San Domenico, San Tommaso d'Aquino, San Ignazio di Loyola, San Francesco Saverio, San Giovanni Maria, San Giovanni Bosco, Santa Caterina, Santa Teresa di Gesù,
guidati dallo Spirito del Signore e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile preghiera della tua Chiesa, tu che infondi in noi la fiducia filiale nel tuo amore di Padre, donaci di ottenere con pienezza ciò che ti chiediamo con fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Incliniamoci per ricevere la benedizione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio onnipotente, allontani da voi ogni male e vi conceda la ricchezza dei suoi doni. Amen. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere la gioia senza fine. Amen. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sulla via dei suoi precetti diventiate coerenti nella città eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga